Eder. Mech. Pallister. Il caso Resinovic il sonno non me lo toglie. E siccome in tutto questo clamore c'entra il comportamento di chi afferma di aver voluto bene a questa povera signora, e non perde occasione di andare in TV. Come caso mediatico non mi affascina affatto. La richiesta del GIP di indagini supplementari e la riproduzione della memoria difensiva. Non ho niente da rimproverarmi, io so come ha lavorato la squadra mobile. E il GIP, nella premessa della sua ordinanza, ha puntualizzato che gli inquirenti hanno dato il massimo. La memoria difensiva ha poi posto alcune osservazioni su attività da incrementare ulteriormente e le stiamo svolgendo. Osservando il nodo del cordino sulle foto nel fascicolo, mi sono accorto che era stato fatto da una persona di fronte a Liliana. Così per replicare l'esperimento ho preso un cavo USB e annodato diverse volte prima ad un qualcosa di fronte a me, ad esempio una bottiglia, una lampada eccetera. E successivamente ho rifatto lo stesso a mo' di cravatta, come avrebbe fatto lei. Secondo coloro che sostengono la tesi del suicidio. Ho fatto rifare la stessa operazione ad altre persone, più volte, ed il risultato è stato sempre lo stesso. Ovvero che chi fa quel tipo di nodo intorno al proprio collo, lo fa diverso apponendolo ad un collo altrui. Confrontando con le foto originali, pare che quel tipo di nodo sia stato chiaramente eseguito da una persona di fronte a lei. Ovviamente ho preso in considerazione il fatto che lei era mancina, ma il risultato rimane lo stesso. A proposito di luoghi credibili per l'occultamento. Ecco la Galleria Stena, si trova guarda caso sotto via Farnetello, Rio Farneto che finisce su viale Cacciatore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.